vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2013. Come potete ben vedere ci ritroviamo proprio all'interno della nostra schermata principale. Ci troviamo di fronte al settimo Gran Premio della nostra grande avventura. A breve riusciremo ad arrivare alla metà della nostra grande stagione, quindi visto che ancora mancano un bel paio di gare prima del termine della nostra avventura, avremo un'ottima opportunità per stilare soprattutto una migliore posizione all'interno della nostra classifica e soprattutto superare i prossimi piloti e le prossime scuderie. Prima di catapultarci direttamente nel nostro caro e amato asfalto, daremo un'occhiata veloce alla nostra posizione principale. Allora, siamo a 5 punti dalla scuderia Ferrari, precisamente da Fernando Alonso. Se oggi riuscissimo ad arrivare davanti al ferrarista, avremo l'opportunità di raggiungere anche Nico Rosberg, che si ritrova proprio a inseguire Vettel, che appunto conduce la testa ovviamente di questa grande schiera di piloti. Per quanto riguarda invece la classifica costruttori, siamo un po' lontani dalla Red Bull, che si ritrova proprio al secondo posto, ma abbiamo a portata di tiro proprio sia la Ferrari e la McLaren Mercedes. Mettendo appunto da parte ottimi punti all'interno delle prossime gare, avremo addirittura l'opportunità di terminare quarti proprio dietro la Lotus, ma non si sa mai, ancora ci sono appunto 13 gare, avremo anche la possibilità di vincere a diverse gare, quindi perché proprio in questi ultimi giorni ho visto la macchina con una nuova risposta, proprio una nuova forza interna, e soprattutto i nostri meccanici stanno svolgendo davvero un lavoro magnifico. L'assetto che sono riuscito a stilare quest'oggi proprio per il circuito Gilles Villeneuve del Canada è davvero uno dei miei migliori assetti. Quindi intanto diamo un'occhiata al nostro circuito principale. Un tratto di pista fondamentale per l'inizio del nostro giro. Percorrendo il rettilineo del traguardo, i box sono a sinistra, quindi sposta la vettura sulla destra e frena al cartello dei 100 metri. Sfrutta al massimo l'entrata nella seconda curva, sacrificando l'uscita dalla prima. Raddrizza il più possibile la monoposto nella salita che porta alla terza e quarta curva e avvicinati più che puoi al cordolo interno. In questo modo puoi stringere la traiettoria della vettura e tenerla alla larga dalla barriera in uscita. Ora entra nella sesta curva e cerca di uscire lentamente e con la massima stabilità per allargarti il più possibile in settima curva, perché da qui comincia un lungo rettilineo che conduce all'ottava curva ed è molto importante sfruttare questo slancio. Guarda a sinistra mentre passi sotto il ponte e frena al cartello dei 100 metri. Muovi la vettura verso destra, tieniti alla larga dai cordoli bianchi e non salire troppo su quello in uscita per non destabilizzare la monoposto. Adesso scendi verso la decima curva e frena dolcemente in anticipo per non correre il rischio di bloccare la ruota anteriore. È importante che tu esca dalla curva con la vettura più dritta possibile per sfruttare il lungo rettilineo che ti aspetta. In gara avrai l'opportunità di effettuare sorpassi in questa zona. Manca solo l'ultima sezione, una chicane destra-sinistra molto insidiosa. Attenzione a non sbattere contro il muro dei campioni, come è accaduto a molti piloti in passato. Mantieni la velocità lungo il tratto che ti conduce alla linea del traguardo. Attiva ancora il DRS e il giro è concluso. Bene, come avete ben potuto vedere, il circuito del Canada è uno dei più veloci, uno dei più insidiosi dell'intero campionato di Formula 1 2013. Comunque 18 giri disponibili quest'oggi metteranno a dura prova i nostri pneumatici, ma soprattutto anche i nostri nervi saldi e i nostri riflessi. Come vi ho detto, sono riuscito a stilare uno dei miei migliori assetti, ragazzi, quindi ve lo consiglio caldamente. Gettiamoci immediatamente nel nostro muretto dei box principale per dare un'occhiata a tutte le caratteristiche che ci accompagneranno in questa grandiosa gara. Bene ragazzi, eccoci all'interno dei nostri box Williams. Come potete ben vedere, all'interno della sfida compagno di scuderia, il nostro Pastor Maldonado neanche quest'oggi è riuscito a strappare un ottimo obiettivo di scuderia, quindi anche questa volta ha ottenuto la peggio proprio all'interno della sezione migliore in qualifica, e quindi potete ben notare che siamo riusciti a ottenere un tempo migliore del suo. Prima di dare un'occhiata alla strategia di gara, daremo un'occhiata alla griglia di partenza. Quest'oggi partiremo proprio dalla quarta posizione, sono riuscito a ottenere un tempo davvero spettacolare e mi ricordo che nelle qualifiche, proprio nella Q3, ero a circa un decimo e mezzo di secondo da Nico Rosberg, quindi vi faccio capire quanto siamo vicini proprio per quanto riguarda i primi tre piloti. Lewis Hamilton ha ottenuto davvero un tempo molto particolare e a circa 3 decimi di secondo per quanto riguarda il tempo principale sul mio, però davvero è una gara molto interessante. L'ho studiato proprio centimetro per centimetro questo circuito e davvero mi trovo abbastanza bene. Per quanto riguarda la nostra integrità strutturale della nostra autovettura, notiamo che abbiamo avuto un miglioramento fondo piatto e scocca posteriore per aumentare il carico
carico aerodinamico, ma soprattutto abbiamo avuto anche il miglioramento della forma dei freni a disco, il quale ci ha aiutato tantissimo nelle frenate, soprattutto molto lunghe. Per quanto riguarda invece l'assetto, è una parte davvero molto interessante della nostra gara. Daremo un'occhiata immediatamente alle condizioni strutturali della nostra macchina. Allora, l'aerodinamica è al solito, per quanto riguarda ovviamente questi circuiti molto lunghi all'interno dei quali vi è bisogno soprattutto una grande velocità massima, abbiamo l'angolo alettone posteriore molto bassi per sfruttare ovviamente un carico aerodinamico contenuto per ottenere una grande velocità massima. Soprattutto ho spostato il bilanciamento dei freni sul posteriore per avere tantissimo sovrasterzo, il quale mi ha aiutato tantissimo nel secondo e nel terzo settore, dove c'è bisogno davvero di questa particolarità. Ovviamente sempre la pressione su elevato. Per quanto riguarda il bilanciamento, mi sono lanciato molto sulla reattività, ma soprattutto anche molto sull'aderenza in curva, poiché abbiamo bisogno, scusate, molto sulla reattività e sulla trazione a scapito dell'aderenza in curva, poiché in questo circuito, come avete ben potuto notare, ci sono tantissimi rettilini, addirittura uno dei quali è lungo ben 1 chilometro, quindi abbiamo bisogno di tantissima trazione e reattività all'uscita delle curve. Per quanto ovviamente riguarda l'altezza delle sospensioni, visto che non ci sono grandi dislivelli, tranne il primo dislivello che incontreremo nel primo settore, le sospensioni sono molto basse rispetto al suolo e sicuramente sono anche molto rigide, in modo tale da darci una grande trazione. Attenzione però alla stabilità del retrotreno, perché davvero è molto sollecitato all'interno di alcune fasi del nostro circuito, quindi attenzione a pigiare molto bene l'acceleratore, quindi attenzione con la nostra grande tensione che ci metteremo appunto dentro all'interno della nostra autovettura quest'oggi. Per quanto riguarda il cambio, ho alternato quindi delle marce lunghe a delle marce addirittura molto lunghe. Come potete notare, la settima e la sesta marcia sono un po' più lunghe della quinta, in modo tale da darci una sorta di spinta finale nello sprint dell'ultimo rettilineo, appunto dove si ritrova il muro di Quebec. Per quanto riguarda invece il motore, giocheremo con la terza testata a 94% di integrità. Purtroppo non sono riuscito a scegliere la quarta, però ancora 94% di potenza, abbastanza buona. Avremo un'erogazione della potenza abbastanza continua e quindi non avremo cali di potenza. Per quanto riguarda invece l'allineamento, mi sono lanciato sia sulla stabilità in curva, sempre per quanto riguarda il retrotreno, perché l'avantreno va abbastanza bene, mentre il retrotreno in qualche curva, soprattutto del secondo e primo settore, tende un pochino a uscire fuori traiettoria, mentre la campanatura anteriore e posteriore, impostata secondo i valori che potete ben vedere, ci aiuterà tantissimo per avere una grande accelerazione anche in rettilineo, una cosa che davvero non si crede con l'alettone anteriore e posteriore alle marce impostate in quella maniera. Bene, per quanto riguarda invece la strategia di gara, visto che ci lanceremo verso la solita e classica gara, imposteremo sempre la strategia carburante prudente, visto che abbiamo avuto sempre nelle ultime settimane problemi di carburante, e imposteremo i pneumatici duri proprio al sesto giro. Non voglio rischiare troppo, perché se impostassi settimo o ottavo giro andrei a sollecitare molto i nostri pneumatici e appunto, visto che in qualifica nella Q3 ho effettuato mi sembra 2 o 3 giri, li ho usurati parecchio, quindi si ritrovano più o meno all'88%, 86% di integrità. Quindi lanciamoci immediatamente con queste condizioni. Allora, sosta numero 1, duri, sesto giro, va bene, su 18 giri credo che possono andare abbastanza bene. Perfetto, allora io direi ragazzi di gettarci immediatamente nella nostra postazione di partenza. Questa volta davvero non ci credo, sono riuscito a ottenere il quarto posto, quindi magari quest'oggi avremo l'opportunità di bazzicare nelle prime 3 posizioni. Vedremo un po', tutto ovviamente sarà deciso alla nostra partenza. Vediamo quello che riusciremo a combinare. Eccoci all'interno della nostra quarta posizione, potete vedere Fernando Alonso proprio dietro le nostre chiappe. Attenzione, quest'oggi il cielo coperto completamente, 5 semafori accesi, ecco che inizia il Gran Premio del Canada. Le autovetture lasciano la loro postazione di partenza, carburante elevato, Vettel si lancia all'attacco di Lewis Hamilton con un'ottima trazione, un'ottima accelerazione, riesce a batterlo in partenza. Attenzione, vediamo quello che riusciamo a combinare. La Williams riesce a introdursi e con un'ottima staccata all'interno, attenzione, riesce a prendere il comando di questo splendido serpentone. Attenzione, Vettel al secondo posto, il tedesco va proprio all'inseguimento della attenzione della prima posizione. Vediamo un pochino, siamo usciti un attimino fuori pista e si riprende appunto le redini di questo splendido cavallone rotante. Vediamo un pochino se possiamo continuare. Benissimo, è strano, siamo riusciti a ottenere una fantastica prestazione. Credevo che Vettel riuscisse a mantenere alta la testa anche all'interno di questa prima curva, comunque è davvero molto vicino e tenta il sorpasso prima del secondo settore. Vediamo un pochino sotto il muretto principale ed eccolo costretto, attenzione, non è costretto a far nulla, anzi tenta il sorpasso all'esterno, è costretto nuovamente a rientrare dietro le file principali dopo essere andato un attimino nella sezione dello sporco, ovviamente dello sterrato, l'erbetta sintetico, addirittura la ghiaia. Attenzione, si cerca di andare ancora avanti. Allora vediamo un pochino come va il nostro carburante. Io direi adesso che abbiamo ottenuto fortunatamente la prima posizione, perché
perché non so ragazzi, riguardate all'interno della sezione della curva numero 2 Vettel è andato un pochino ad allargarsi, siamo riusciti proprio a intrufolarci in quello spazietto che c'era appunto lasciato in mezzo, ma ecco Lewis Hamilton l'inglese tenta il sorpasso, eccoci proprio nei pressi del muro del Quebec, vediamo se possiamo fare qualcosa di interessante, ancora si procede, il nostro giro migliore di 1,25 probabilmente, vediamo un pochino, infatti 1,25,087, molto bene, dobbiamo recuperare sicuramente, all'interno della sezione delle qualifiche mi sembra di aver fatto un giro ragazzi se non erro di 1,15 e qualcosa, sì 1,15,103, quindi ragazzi un giro davvero molto interessante che ci ha aiutato tantissimo a ottenere questa fantastica posizione. Il Gran Premio del Canada non l'ho incluso tra i miei preferiti, comunque adesso devo forse rivalutare la mia tesi proprio perché è davvero molto interessante, uno dei circuiti veloci, anche se è un circuito cittadino come potete ben notare, barriere architettoniche poste proprio alla sinistra e alla destra del nostro pilota in maniera molto vicina, c'è circa 1 metro di distanza dall'erbetta sintetica, è un circuito davvero molto veloce che lascia grande spazio ai motori per cantare ovviamente, far cantare le loro voci principali, infatti quest'oggi abbiamo una voce che proviene direttamente dall'Inghilterra, la voce della Williams che tiene appunto testa a questo fantastico corteo di autovetture, vediamo abbiamo ancora un bel po' di KERS, vediamo se possiamo sfruttarlo nella fase principale del rettilineo lungo ben 1 chilometro, attenzione Lewis Hamilton l'inglese si tiene lontano dalla prima posizione, è strano che la nostra scuderia dopo aver visto la nostra graduale ascesa alla vittoria ha aumentato decisamente i nostri obiettivi di gara, date un'occhiata abbiamo quest'oggi l'obiettivo del secondo posto, quindi ragazzi attenzione a quello che combiniamo, ma quest'oggi la Williams sembra proprio impazzita, DRS abilitato per quanto riguarda la nostra prima posizione, allora Nico Rosberg è riuscito a ottenere un ottimo sorpasso nei riguardi del suo compagno di scuderia, ovvero Lewis Hamilton, vediamo un pochino quello che intende fare, è a circa 1 secondo e 3, ragazzi potete vedere che il circuito appunto del Canada non so perché ma è appunto molto favorevole alle nostre condizioni, davvero riusciamo ad affrontare tutte le curve all'interno con estrema trazione, estrema decisione, addirittura siamo riusciti a ottenere il giro migliore credo all'interno del primo settore, circa 1 decimo in meno alla nostra prestazione precedente, intanto Fernando Alonso con la terza posizione cerca di aggrapparsi a Nico Rosberg che probabilmente tenterà l'attacco nei riguardi della Williams tra qualche giro, spero solo che la strategia dei pneumatici che ho scelto funzioni ragazzi, attenzione che Nico Rosberg riesce ad avvicinarsi davvero tanto sotto il muretto appunto principale prima del secondo settore, recuperiamo, non riesco a vedere quanto, ben neanche 1 decimo di secondo, però ancora si continua, abbiamo un bel po' di KERS, vediamo se possiamo utilizzarlo, Nico Rosberg dietro di noi a 4 decimi di secondo, probabilmente tenterà l'utilizzo dell'ala mobile posteriore per utilizzare e compiere un sorpasso, eccolo Nico Rosberg, prova alla destra della nostra autovettura, riesce a compiere il sorpasso, vediamo un pochino nel muretto del Quebec quello che possiamo combinare, ci introduciamo all'interno, attenzione a non tagliare le curve. Che ha detto il nostro caro ingegnere, mi dispiace ragazzi ma la voce del nostro ingegnere come al solito non riusciamo a percepirla nella maniera migliore e comunque siamo riusciti ancora una volta a migliorare il nostro tempo giro principale, siamo riusciti a migliorare di circa 1 decimo di secondo, abbiamo perso adesso un pochettino ed ecco potete vedere il posteriore, dopo tutta questa trazione, questa reattività della nostra autovettura, il posteriore va sempre a perdere qualcosa perché ovviamente il nostro motore e soprattutto la nostra aerodinamica non riesce a tenere il tutto, purtroppo un taglio curva ragazzi, infatti un difetto ragazzi appunto mio della mia abilità appunto su questo circuito è che nella prima fase del circuito tendo a tagliare sempre una delle prime 2 curve, infatti non so quanti giri in qualifica ho annullato per diversi taglio curve, quindi attenzione a quello che combiniamo e si continua ancora nel secondo settore, ancora la Williams stranamente tiene la testa a questo fantastico serpentone di autovetture, però adesso Nico Rosberg potrà far vedere a tutti chi è e chi è appunto la sua autovettura, attenzione all'interno del secondo settore, proprio inizio terzo settore tenterà di fare qualcosa, vediamo se possiamo risparmiare il nostro grande KERS, ovviamente la nostra energia cinetica conservata per fare qualcosa di interessante, stiamo migliorando ovviamente giro dopo giro il nostro tempo migliore, vediamo se possiamo utilizzare la nostra ala mobile, anzi la nostra energia cinetica, dobbiamo far passare Rosberg per evitare contatti, vediamo se possiamo frenare prima di lui, benissimo, intrufoliamoci immediatamente nella sezione principale delle curve, vediamo come vanno i nostri pneumatici, quarto giro su 18, abbiamo ancora diversi giri da affrontare prima della nostra fermata in box, meno male che ho seguito le idee del nostro grande capo meccanici, attenzione se possiamo continuare da questa parte, come al solito la gomma anteriore sinistra è la più sollecitata per quanto riguarda queste curve, intanto Vettel non si sa dove si ritrova nel retrotreno del nostro grande serpentone automobilistico, probabilmente ha stabilito il miglior giro perché ovviamente il motore Red Bull insieme all'abilità del pilota tedesco attuale è davvero un mix di passione e soprattutto velocità che concerne appunto una grande prestazione all'interno di ogni circuito per adesso, attenzione vediamo quello che possiamo combinare, secondo settore ci si intrufola
trufolo in maniera davvero concreta, andando, attenzione, a toccare purtroppo la paratina esterna. Ogni tanto mi capita in questa curva ed ecco che ovviamente l'occasione spinge Rosberg a ottenere qualcosa di diverso. Maledizione, vediamo un pochino quello che possiamo combinare. Si lancia immediatamente all'attacco Nico Rosberg, gomma contro gomma, vediamo se possiamo fare qualcosa di interessante, ragazzi. Maledizione, è riuscito a compiere l'azione di sorpasso, dobbiamo riprenderci il nostro posto, vediamo se possiamo utilizzare il DRS. Probabilmente no, non eravamo nelle condizioni tali da farlo, non possiamo perdere la nostra prima posizione per un piccolo errore, ragazzi. Andiamo vicino al muretto del Quebec. Oh mamma mia, si perde tantissimo, vediamo se possiamo recuperare. Probabilmente non abbiamo tagliato la curva, però abbiamo rischiato davvero grosso, abbiamo, come dire, quasi decollato alla fine del giro, ripeto, rientra alla fine del giro. Certo, amico mio, non lo so, ragazzi, ma abbiamo quasi fatto decollare la nostra autovettura, probabilmente perché in quella zona, me lo sono dimenticato ovviamente di dirvelo, c'è una specie di rialzatura del cordolo esterno e quindi sicuramente può causare problemi. Appunto abbiamo avuto un rallentamento, ci siamo quasi fermati, ragazzi, però siamo riusciti a mantenere la prima posizione. E probabilmente non abbiamo fatto nessuna scorrettezza, perché ovviamente la curva non l'abbiamo tagliata, abbiamo affrontato il cordolo che purtroppo non è basso ma sarà un pochino rialzato. Quindi attenzione, adesso Fernando Alonso dietro di noi, la Ferrari, vediamo quello che tende appunto che vuole combinare proprio all'entrata del secondo settore, costretto nuovamente a rientrare in scia. Vediamo se possiamo procedere, e questa dannata curva prima ci ha fatto perdere aderenza, maledizione. E attenzione ancora, Nico Rosberg riesce a ottenere il sorpasso sulla Ferrari di Fernando Alonso, che come potete ben vedere ha perso qualcosa. Ecco, sicuramente dobbiamo rientrare ai box, quindi cerchiamo di spremere a tutta manetta la nostra autovettura per far riprendere ovviamente un paio di secondi. Abbiamo perso davvero parecchio all'interno di quella sezione delle due chicane del muro del Quebec, però sicuramente adesso dobbiamo sperare e porre fiducia nei nostri meccanici al fine di ottenere un'ottima prestazione ai box. Allora, vediamo un pochino, meccanici, eccoli qua, meccanici Ferrari, sicuramente si fermerà anche la Sauber, vediamo un po' anche meccanici Lotus, ma meccanici Williams proprio al centro dei nostri garage. Bene ragazzi, cambiate i vostri dannati pneumatici duri, molto freddi, 3 secondi, ci siamo ovviamente addestrati durante tutta la settimana, vediamo se possiamo essere un pochino... C'è traffico, fai attenzione. Bene, vediamo se possiamo intrufolarci prima di questi dannati piloti. Avanti, ecco che ci lascia direttamente il computer in mani, appunto, nelle mani la nostra fantastica autovettura. Bene, allora mi dispiace per aver effettuato quella specie, ragazzi, di decollo, non siamo all'interno di un simulatore di volo, però sicuramente potevamo rischiare grosso. Ovviamente volevo tentare di sorpassare i nostri avversari all'interno del muro del Quebec, della sezione del muro del Quebec, proprio perché c'era ottima possibilità di avere più stabilità ovviamente dopo l'uscita da quelle due chicane. Però perché sicuramente mi sarebbe stato davvero più difficile superare i due ragazzoni appunto nel primo settore, quindi ho rischiato un pochino, però ci è andata abbastanza bene. E questa dannata curva, potete vedere, ci tende appunto sempre a farci uscire fuori pista, perché ovviamente c'è un piccolo dislivello, visto che le nostre sospensioni sono abbastanza basse, tendono appunto a farci uscire fuori dalla nostra pista principale. Segue a circa un secondo di distanza. Gutierrez ci segue a circa un secondo di distacco, quindi per adesso non ci sono problemi. Gutierrez ancora non si è fermato, quindi sicuramente dovrà rientrare all'interno della sezione principale dei box. Per quanto riguarda la gara, ci ritroviamo quasi a metà gara, a breve arriveremo tra 2 giri proprio alla metà del nostro grande Gran Premio. Eccoci qua, ecco, potete vedere i cordoli sono un attimino più rialzati in questa sezione. Vediamo se possiamo andare a ricoprire per adesso la prima posizione. Per adesso ai box non ci sono particolari problemi. In questo momento fai attenzione ai piloti in uscita dalla pit lane. E probabilmente il nostro ingegnere ce l'aveva con noi per quanto riguarda i piloti appunto riguardanti la pit lane. Siamo riusciti a distaccare Lewis Hamilton per quanto riguarda la sua posizione iniziale di circa 2 secondi. Adesso addirittura Vettel riesce a compiere un sorpasso nei riguardi dell'inglese e sicuramente adesso ci ritroviamo nuovamente alla testa di questo grandioso serpentone d'acciaio. Allora continuiamo, attenzione, 3 decimi di secondi in meno, però attenzione a Vettel. Io ovviamente non ho impostato, ragazzi, la miscela elevata, quindi non voglio sovraccaricare il nostro motore, anche se ha effettuato un periodo di rodaggio davvero consistente, però non voglio sovraccaricarle, quindi sicuramente voglio essere molto cauto in queste decisioni, quindi lasciamoci per adesso con la miscela normale. Intanto vi voglio far capire proprio perché andiamo fuori pista all'interno di quella curva del secondo settore che ci ha fatto perdere tutto quel vantaggio proprio di 2 secondi sulla vettura che ti segue. Bene, proprio nel giro precedente, perché io ho impostato un bel po' di sovrasterzo, perché dopo essere entrati in quella curva ad alta velocità la vettura tende ad andare in sottosterzo, quindi se abbiamo un'ottima opportunità di ruotare il nostro sterzo principale con più forza e soprattutto con più reattività, non abbiamo quindi quei problemi che ci sono capitati in passato di uscire fuori pista. Intanto stiamo recuperando tantissimo su Vettel, ovviamente il tedesco, che tenta appunto di acciuffarci con una concreta abilità. Potete vedere che appunto ci segue a circa 2 secondi e qualcosa,
curva. Non so perché ragazzi, ma appunto nei gameplay precedenti appunto a questo avete visto che eravamo sempre all'inseguimento di qualcosa, avevamo sempre un distacco da qualcuno di circa 20 secondi o addirittura 15-10 secondi, ma questa volta siamo noi stessi che continuiamo a trottare in avanti, a condurre quindi la testa di questo fantastico serpentone appunto d'acciaio. Vediamo un pochino se possiamo condurci da questa parte. Perfetto, abbiamo ben 2 decimi in meno per quanto riguarda la nostra prestazione ideale. Vediamo come vanno le nostre gommeture, ancora sono proprio nel loro periodo d'oro di riscaldamento ovviamente della miscela esterna. Attenzione, ecco, date un'occhiata, adesso entriamo e la vettura tende in sottosterzo, però adesso ho tagliato un pochino la curva, quindi non abbiamo avuto particolari risentimenti. Però attenzione che Vettel, nonostante tutto, noi continuiamo a parlare, cerca sempre di impadronirsi della prima posizione all'interno della quale è abituato, e attenzione, ce lo ritroviamo proprio avvinghiato, proprio come un mastino inferocito. Recupera tantissimo ragazzi, era 2 secondi e 5, ha recuperato più di 8 decimi di secondo in un giro. All'interno del prossimo giro sicuramente tenterà l'attacco tramite l'utilizzo dell'ala mobile posteriore, ancora non è in grado di farlo, però sicuramente dobbiamo tenere sempre dobbiamo stare sempre allerta. Attenzione, questa volta curva affrontata in maniera decisa, concreta e soprattutto più che discreta. Vediamo se adesso possiamo affrontare il nostro giro principale. Sono curioso di vedere qual è stato il mio miglior giro. Allora, aspettiamo di affrontare quest'ultima curva. Allora, 1,17,550, ovviamente con le gomme dure non si può fare troppo gli schizzinosi, però davvero stiamo conducendo un'ottima gara. Attenzione, ole! Vi rivelo ragazzi un trucchetto per ovviamente ottenere ottime prestazioni nel circuito di Canada. Dovete ovviamente richiede tantissima abilità di guida, sicuramente ottenendo un'ottima prestazione nel primo settore vi riporterete questo vantaggio anche all'interno di tutti i settori. Adesso nel momento in cui arriveremo nella terza curva del primo settore vi faccio vedere come affrontarla nella maniera perfetta per ottenere ovviamente un vantaggio anche nei prossimi settori. Proprio così sono riuscito a ottenere questa splendida prestazione, questo quarto posto. Allora, nel primo settore, come avete ben notato, c'è una semplice rialzatura del livello del terreno. Basta affrontare la curva non molto larga, perché altrimenti andrete a uscire fuori pista e a affrontare l'erbetta sintetica. Dovete necessariamente affrontare il primo cordolo che vedete, molto stretto, quasi a tagliare la curva. Quindi adesso ve lo faccio vedere, ma ovviamente non dovete andare a oltrepassare il livello naturale della curva, perché altrimenti verrete sanzionati tramite delle pene. Quindi attenzione, dovete affrontare questa prima fase ovviamente del nostro circuito in maniera molto decisa, in modo tale da recuperare davvero tanto vantaggio. Guardate un attimo, vediamo se riusciamo a farlo nella maniera migliore. Abbiamo recuperato addirittura 5 decimi. Ok, affrontiamo questa fase principale. Allora, andiamo. Ecco la curva di cui vi parlavo. Eccola qua, appunto, proprio all'entrata. Potete ben vedere che c'è un cordolo. Dovete affrontarlo molto bene. Ecco, avete visto appunto molto ristretto, molto vicino alla paratia destra della nostra principale zona. E potete vedere che recuperiamo davvero tanto, circa un decimo. Ma abbiamo recuperato un decimo perché abbiamo girato quasi come a questo giro all'interno del giro precedente. Abbiamo recuperato quindi un discreto vantaggio che in qualifica ragazzi a questa difficoltà si fa sentire, quindi attenzione, anche i millesimi di secondo vanno conteggiati. E questa dannata curva, come al solito, ci ha fatto perdere tutto il nostro vantaggio, maledizione. Ed ecco che Vettel adesso può approfittare della situazione che si è andata a creare intorno a lui per sfogare tutta la sua abilità. Attenzione. Il vantaggio sulla vettura alle tue spalle è di un solo secondo, fai attenzione. E lo so, maledizione, che ho perso tantissimo in quella dannata curva. È sempre quella curva che ci va a punire. Attenzione ragazzi, forse Vettel è riuscito a recuperare parecchio, forse sarà in grado di utilizzare la mobile posteriore. Adesso ce l'abbiamo incollata alle chiappe per qualche giro. Eccolo che arriva, si fa sempre più grande negli specchietti. Eccolo, attenzione alla sezione del muretto, affrontiamolo bene. Benissimo, affrontato proprio perfettamente. Ed ecco che Vettel si ritrova nuovamente dietro. Benissimo, il nostro ingegnere probabilmente non ha niente da dire ragazzi se riuscissimo a vincere questa gara, il nostro primo titolo. Si sta lentamente avvicinando. Lo so, maledizione, però ragazzi se riuscissimo a vincere questo grandioso Gran Premio saremmo davvero in ottima opportunità di avvicinarci ai nostri prossimi piloti. Attenzione, curva molto interessante. Benissimo. No! Il tuo alettone anteriore è leggermente danneggiato, non rientrare, non dovresti... Oh maledizione ragazzi, mi sa che ho affrontato quella curva in maniera un pochino troppo decisa, abbiamo perso un attimino di aderenza, siamo andati a finire un attimino fuori pista, abbiamo danneggiato il nostro alettone anteriore, però grazie al cielo, infatti mi sono stato un attimino zitto, perché ogni volta che si investe ragazzi il nostro grande ingegnere ci riferisce appunto le sue idee appunto sul danno che appunto è stato... Il consumo di carburante.
Va bene amico mio, sul danno che appunto è stato effettuato sicuramente non abbiamo problemi, si sarà solo danneggiata la parte anteriore. Ho tagliato un attimino troppo la curva ragazzi, sono uscito fuori pista, però qui dobbiamo stare attenti ragazzi perché Vettel potrà tentare il sorpasso. Miscela elevata è molto vicino alla nostra posizione, adesso iniziano ovviamente i problemi ragazzi. Eravamo andati bene per qualche giro ma adesso la potenza del tedesco si fa vedere, vediamo un pochino dove si ritrova, è costretto nuovamente a rientrare in scia, ovviamente non ha neanche tentato il sorpasso, adesso con l'alettone un pochino danneggiato abbiamo sicuramente più problemi di prima. Allora vediamo poi ancora più distante dalla nostra posizione di quello che pensavo. Allora vediamo di continuare, mi sa che ho tagliato un pochino troppo quella curva ragazzi, ecco appunto uno dei problemi, ve l'ho fatto appunto vedere adesso, è cercare di non tagliare troppo la curva altrimenti si finisce fuori pista, quindi attenzione a come dosate l'acceleratore, sicuramente la sterzata, attenzione, eccoci qui, e maledizione ancora nuovamente usciti fuori pista, abbiamo tagliato un attimino la curva e nuovamente un pochino di erba sintetica nei nostri pneumatici principali, dobbiamo stare un attimino calmi e concentrarci. Ok, attenzione, vediamo di continuare, però questi colpi di scena ovviamente fanno bene per intensificare ovviamente il livello di attenzione. Oh, eccolo nuovamente, tiro di nuovo Vettel, tenta il sorpasso all'interno di questo primo settore, mamma mia, nuovamente costretto a rientrare in scia, e ovviamente adesso i pneumatici ragazzi non hanno la loro integrità strutturale che avevano all'inizio, però ho sbagliato io in quella curva, non è colpa dei pneumatici, sicuramente hanno contribuito, però sicuramente ho tagliato troppo la curva e abbiamo toccato con la paratia. Mi è successo tantissime volte in questo circuito, avrò girato almeno 80 giri avrò fatto per stipulare per stilare questo fantastico assetto, ma è qui che Vettel potrà rifarsi ed ecco che tenta, oh mio dio, il sorpasso, stavo appunto per stringerlo troppo, maledizione, dobbiamo rifarci in questa curva ragazzi, attenzione, vediamo quello che possiamo combinare, eccoci, meno male, siamo riusciti a fare qualcosa di interessante. Attenzione, ci tocca la sezione appunto posteriore del nostro pneumatico posteriore destro, maledizione, che ha detto, non riesco a capire quello che dice il nostro ingegnere, è una gara un pochino, attenzione, dobbiamo concentrarci, concentriamoci ragazzi, evitiamo di finire fuori pista, benissimo, ancora le gomme tengono, però si sono avvicinati anche gli altri piloti, questo sicuramente mi fa piacere, aumenta il livello di attenzione anche all'interno degli specchietti di Vettel. Perfetto, adesso la curva affrontata in maniera decisa, concreta e sicuramente più che discreta. Continuiamo, allora vediamo come va il nostro giro principale, ancora il pilota dietro di te ha un solo secondo di ritardo, un secondo. Lo so amico mio, un secondo è davvero poco, dobbiamo cercare di ridurre il vantaggio, siamo a circa 4 giri dalla fine, cerchiamo ragazzi di mantenere l'attenzione alle stelle perché davvero è un attimo per perdere la concentrazione e perdere tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Ancora Vettel negli specchietti retrovisori, ci farà sudare sangue prima di farci ottenere la vittoria all'interno di questo Gran Premio. Comunque vi ricordo ragazzi quello che è successo in Malesia, l'usura completa dei nostri pneumatici, quindi la fine della nostra prestazione iniziale. Attenzione, Vettel a circa 1,54, vediamo un po' quello che possiamo combinare. Miscela elevata, partirà una serie di sorpassi molto elevati, facciamolo passare all'esterno ragazzi, una delle tattiche principali. Attenzione, nonostante il DRS Vettel non riesce a ottenere il sorpasso diretto e immediato ed è costretto, oh mamma mia, nuovamente a rientrare in scia, e questa dannata curva ragazzi ovviamente non sono al massimo in tutti i giri, ovviamente qualche giro mi può creare dei problemi, comunque per adesso la maggior parte dei giri l'abbiamo affrontata nella maniera perfetta. Ok, andiamo, questa curva anche un pochino maledetta, vedete come fa a slittare appunto i nostri pneumatici posteriori. 3 giri alla fine ragazzi, muretto dei 100 metri, attenzione, adesso i pneumatici si fanno sentire, la loro usura è davvero alle stelle, il pneumatico anteriore sinistro è il più concentrato per quanto riguarda tutti gli altri. Andiamo, benissimo, perfetto, Vettel, Lewis Hamilton, attenzione, carburante ottimale che stiamo combinando ragazzi, carburante ottimale, qualcuno, no, ho sbagliato, maledizione, ho frenato, maledizione. Abbiamo perso la posizione ma possiamo riconquistarla. Ce l'abbiamo fatta amico mio, scusate ragazzi ma un attimino mi confondo con questi dannati tasti, ho dato un colpo di freno, l'autovettura è scesa appunto da 300 km/h a appena 200 in qualche secondo, però ragazzi siamo riusciti a riconquistare la posizione, davvero quanta fatica, Attenzione che qui Vettel, sicuramente Vettel dove sarà finito, maledizione, non lo ritrovo più all'interno degli specchietti principali, però attenzione, vediamo quello che combina Lewis Hamilton con la sua Mercedes, probabilmente tenterà il sorpasso in questa prima fase. Attenzione, eccolo qua dietro di noi, si fa sempre più grande, vediamo se possiamo costringerlo a rientrare ed eccolo qua, molto ma molto bene. Allora ragazzi, ho sempre la solita preoccupazione che tutti voi cercate di farmi passare, ovviamente la preoccupazione del carburante, ancora ottimale, però ragazzi non so cosa farci, vorrei impostare la miscela bassa, però l'altra volta quando ho impostato la miscela bassa qualcuno di voi mi ha detto tranquillo, non c'è bisogno di utilizzare la miscela bassa perché ovviamente puoi farcela normalmente, e io ragazzi spero che abbiate ragione, la lasciamo per adesso così la miscela del nostro carburante. Attenzione, abbiamo tagliato? No, vabbè. La lasciamo per adesso così, credo che 2 giri possano bastare per il nostro serbatoio. Vabbè, aspettiamo un attimino, magari se ritroviamo problemi imposteremo il nostro carburante. La vettura alle tue spalle ha un ritardo di 1 secondo.
Va bene amico mio, però ovviamente il carburante mi fa un attimino paura. Non voglio neanche ridurre la miscela di carburante ragazzi, perché altrimenti condurrei Fernando Alonso molto vicino alla nostra posizione, quindi non voglio particolari problemi. Attenzione ancora da questa parte. Fernando Alonso, vi ricordo che è il nostro principale obiettivo all'interno della classifica, perché ovviamente se riuscissimo a superarlo, vi ricordate il discorso di prima, avremo soprattutto ottime opportunità di ottenere vantaggio. Attenzione ma troppo larga la curva, e adesso Fernando Alonso potrà tentare il sorpasso nel rettilineo di 1 chilometro. Attenzione, il ferrarista, la Ferrari si fa sempre più vicina ai nostri specchietti, allontaniamoci, andiamo un pochino all'esterno, ma la Ferrari, motore costruita a Maranello, molto più potente del nostro. Vediamo un pochino se possiamo scrutare. No, maledizione, oh mamma mia, facciamo rally ragazzi, rally. Anche in Formula 1 2012 facevo, come dire, quasi la stessa cosa, andavo un pochettino a sbandare in questa curva, però siamo riusciti a ottenere nuovamente il vantaggio principale. Andiamo, benissimo. Attenzione a non tagliare troppo la curva, 4 decimi in meno. Siamo tutti ragazzi bandiera verde. Che è successo? Probabilmente qualche pilota è andato fuori pista, ci sarà stata una sorta di incidente, speriamo niente di grave, che possa passare tutto. Attenzione, intanto Pastor Maldonado probabilmente 15ª, 13ª posizione dall'altra parte. Attenzione, oh attenzione, meno male. I pneumatici adesso non tengono più ragazzi, vediamo un pochettino come vanno. Eccoli qua, probabilmente i pneumatici posteriori adesso iniziano un pochettino a slittare, però nonostante tutto riusciamo a tenere sempre un'ottima testa alta in queste fasi. Attenzione, si va proprio verso l'ultimo giro, questa volta curva affrontata più che decisa. Il KERS ragazzi io lo risparmierei tutto per la fase principale ovviamente del rettilineo. Attenzione, questa dannata curva, andiamo, benissimo. Allora utilizziamo tutta la nostra energia cinetica conservata per tenere a bada il cavallino ruspante ovviamente della Ferrari, però ancora Felipe Massa, attenzione, il ferrarista riesce a farsi vedere nei nostri specchietti anche adesso. Attenzione che adesso i piloti appunto di dietro tentano di fare del loro meglio, si tenta di arrivare appunto nei riguardi dell'ultima curva, adesso affrontata decisamente bene l'ultima curva. Adesso ultimo giro ragazzi, no, date un'occhiata al nostro carburante ragazzi, non ci credo, carburante appunto sotto il livello minimo, probabilmente non ce la fa. Oh, il nostro sterzo ha giocato un attimino ragazzi, davvero la gara si incentrerà in questo ultimo sorpasso appunto all'interno dell'ultima curva. Attenzione, dobbiamo concentriamoci, il KERS tutto per l'ultima fase, vediamo di recuperare il carburante. Un attimino mi ha fatto creare un paio di pensieri brutti in testa. Che cosa è successo? Maledizione, speriamo di farcela. La spia sempre che lampeggia, ho un brutto presentimento ragazzi, perché sicuramente questa spia che lampeggia non mi è mai capitata a inizio giro, e Lewis Hamilton è davvero molto vicino. La gara si giocherà tutta in questa ultima curva e nella sezione del DRS. Forse lì Lewis Hamilton sarà in grado di riuscire a ottenere il sorpasso, visto che è davvero molto vicino alla nostra posizione. Attenzione, molto vicino ragazzi, chiudiamo la porta. Attenzione ragazzi, miscela elevata, si rischia il tutto per riuscire a superare e a andare avanti a Lewis Hamilton. Vediamo se possiamo condurlo all'esterno a tutta manetta, si va avanti a 300 km/h con il nostro KERS al massimo. Attenzione, Lewis Hamilton tenta il sorpasso, attenzione, è costretto nuovamente a rientrare in scia e si riesce ad arrivare per la prima volta. Si doveva aspettare il Gran Premio di Canada per vincere questa splendida gara, bandiera a scacchi superata, e riesce a ottenere il primo posto in questa splendida gara dopo grandi tensioni, grandi ovviamente problemi, ma soprattutto grande tenacia da parte del nostro pilota. Benissimo. Ottima prestazione oggi, il tuo primo posto è meritato. Grazie amico mio, 25 punti per la nostra gara, miglior giro di, vediamo un po', Lewis Hamilton, 1.16.173, ovviamente con gomme dure, molto bene, 25 punti per questa grande gara. Me lo sentivo già dalle qualifiche quando arrivavo sempre secondo, terzo, prima addirittura anche in qualifica nella terza sezione, e ovviamente i risultati ragazzi si sentivano che ovviamente avrebbero condotto la nostra grande Williams alla vittoria. Allora siamo partiti quarti, abbiamo ottenuto una grande prestazione. Allora la gara è terminata con Van Helgen, che adesso si preparerà sicuramente per la festa del podio, accompagnato da Lewis Hamilton e Felipe Massa, ed ecco Fernando Alonso, le bandiere gialle erano proprio per lui, che è arrivato al 7° posto, probabilmente per un lieve incidente che non è stato niente di che. Comunque Pastor Maldonado, vediamo un pochettino dove si ritrova, 12°, non è entrato nella zona punti, però va bene. Allora sì, ok, perfetto, possiamo proseguire. Benissimo. Ora sei al terzo posto nella classifica piloti.
Ed ecco il nostro grande ingegnere con lo spumante appunto dritto in bocca che continua a gridare appunto il nostro terzo posto, 80 punti. Siamo anche a tiro di Sebastian Vettel, proprio perché non è riuscito a guadagnare alcun punto, probabilmente pochi punti all'interno di questa fase, proprio dentro la nostra splendida gara. Allora, vediamo un pochettino, siamo anche distanti poco dal nostro Nico Rosberg. Lewis Hamilton ne ha un tiro di schioppo appunto da noi stessi, davvero un'ottima prestazione. Per quanto riguarda il campionato costruttori, ovviamente noi soli non riusciamo a mantenere un ottimo aspetto, però abbiamo allontanato la Mercedes di qualche punto, ovviamente la McLaren Mercedes. Per quanto riguarda invece ovviamente la nostra festa del podio, vediamo un pochettino quello che succede. E splendida prestazione, il nostro pilota alza le mani al cielo con appunto la visiera del casco ormai decisamente sollevata. Abbiamo ottenuto una grande vittoria. Appunto le principali autovetture, la Ferrari, addirittura la Mercedes, ecco che ci viene a stringere la mano probabilmente Lewis Hamilton, se non sbaglio dal dettaglio. E appunto vediamo un pochino quello che appunto ci diranno i giornalisti, vediamo un pochettino. Un'emozione per Van Helgen a Montreal, abbiamo tagliato il traguardo, uno dei pochissimi piloti che hanno vinto la loro prima gara nella stagione dell'esordio, e ovviamente adesso la nostra esperienza, la nostra abilità salirà alle stelle. Eccoci qua appunto arrivati al rango numero 4, e davvero ragazzi un'ottima gara. Ci beccheremo adesso nel Gran Premio, credo, della Gran Bretagna, vediamo se è vero. Sì, perfetto, Regno Unito, quindi attenzione, ci saranno anche ottimi potenziamenti. Questa è la gara di casa, quindi attenzione a quello che accadrà. Per quanto riguarda la gara a Silverstone, per la prima volta beccheremo bagnato, un bel po' di pioggia. Intanto i nostri cari meccanici ci considerano davvero ottimi nello sfruttamento dei nostri componenti. Intanto, come al solito, dati di gara molto importanti. Ci complimentano, ci effettuano appunto i complimenti per quanto riguarda la nostra prestazione. Prima vittoria, tutti i complimenti da Anna Forlan e Rob Santon. Ragazzi, un'ottima prestazione, anche qualche piccolo errore che ci è costato parecchio in qualche sezione, però davvero ottima prestazione. Benissimo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, quindi ci becchiamo all'interno della prossima avventura sempre qui in Formula 1 2013. A breve arriveranno altri gameplay, come appunto vi ho citato, su un nuovo gioco che appunto ho intenzione di farvi vedere. Già ho impostato tutto per appunto registrare il tutto, quindi per farvi vedere un pochettino di che cosa si tratta. Ho visto che viene abbastanza bene, molto interessante, quindi nei prossimi giorni arriverà questo nuovo game che vi ho citato nei video di Euro Truck Simulator. Arriverà un nuovo Fuck You Time 3 per il video di Euro Truck Simulator 2, che ovviamente sarà il successivo, e ovviamente continueremo con Rom 2 e soprattutto con l'avventura su Assassin's Creed 4 Black Flag. Mi raccomando ragazzi, votate e commentate. Ciao a tutti!